Ancora un agente della Polizia Penitenziaria di Venezia aggredito da un detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore, in centro storico. La preoccupazione dei lavoratori ha ormai sfondato i livelli di guardia. Se non si interviene, l'episodio di violenza rischia di non essere l'ultimo. Ecco perché scendono in campo i sindacati, anche con proposte concrete su come tutelare la sicurezza dei lavoratori. Noi non ci siamo limitati soltanto a denunciare, ma siamo anche andati a proporre delle soluzioni affinché questi episodi non avvengano. Questo è anche il fatto. Infatti abbiamo presentato anche una nostra proposta sull'organizzazione all'interno degli istituti penitenziari. La proposta avanzata dai rappresentanti dei lavoratori non riguarda solo gli istituti penitenziari di Venezia, ma coinvolge le 7 province del Veneto e potrebbe essere mutuata anche a livello nazionale. Dare attuazione ai circuiti differenziati di detenuti, cioè dividere prima di tutto detenuti in attesa di giudizio dai detenuti definitivi, poi da dividere i detenuti che hanno particolari problematiche tipo psichiatriche e altro, e soprattutto detenuti che che combinano soprattutto disastri all'interno dell'istituto. Non si tratta di negare i diritti delle persone, ma piuttosto di essere rigorosi nell'applicare i percorsi di recupero per i detenuti. Non negando i loro diritti, mantenendo una sorta di regime che deve essere chiuso, garantendo a loro le 8 ore d'aria, riducendo le attività e finché loro capiscono la sanzione per passare a un regime più limitato, più aperto.